Ma chiediamo un supporto, un grande supporto alla Giunta, soprattutto di farsi promotrice, di intervenire a favore di un settore che è in grande difficoltà direttamente, ma anche attraverso l'impegno e il coinvolgimento di altre istituzioni quali lo Stato e l'Unione Europea, perché la siccità, il periodo di siccità che sta attraversando il settore primario durante la stagione del 2012 è qualcosa probabilmente mai visto nel corso degli ultimi decenni e pertanto prima che la situazione diventi irrecuperabile, soprattutto dal punto di vista dei danni che questo potrebbe causare ai redditi delle imprese agricole che operano in Veneto, credo sia giusto intervenire in maniera pesante. Per evitare di trovarci in futuro in situazioni analoghe, credo sia giusto prevenire una situazione che come quella attuale potrebbe rivelarsi devastante. Quindi potenziare le reti idriche di approvvigionamento idrico in maniera tale che le aziende anche durante i periodi di siccità possano comunque continuare a utilizzare l'acqua per sopperire alla carenza dell'acqua piovana, insomma.